Inizia con un minuto di silenzio per le 15 vittime per la Romagna ferita e poi l'inno nazionale, il 27° incontro, non più festa, dell'ANP Emilia Romagna, l'associazione pensionati della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. E poi il momento di confronto sul futuro partendo dalla storia, i 75 anni della Costituzione, l'avvio della cooperazione, il dialogo con le istituzioni sui diritti ma anche sull'attualità e un occhio alla finanziaria 2024. Un incontro che mette insieme tantissimi paradigmi, le radici della Costituzione, l'importanza della cooperazione, però il momento è davvero particolare. Allora, il momento è particolare prima di tutto per la Romagna, per quello che è accaduto, eccetera. Noi avevamo da tempo programmato di farla qui, ci abbiamo pensato un attimo e poi alla fine abbiamo detto andiamo, portiamo la nostra solidarietà, parliamo di cose diciamo, che poi fanno capo ai nostri valori e di conseguenza ci troviamo qua, eccetera. Abbiamo deciso di parlare di Costituzione, di parlare di cooperazione, che come tutti sanno la cooperazione, specialmente in Emilia Romagna, ha avuto un ruolo importantissimo per la crescita e per lo sviluppo, in particolare anche per quanto riguarda il settore agricolo, che noi poi siamo quasi tutti legati a questo settore, e in più parlare della Costituzione e delle istituzioni, perché pensiamo sia un momento in cui ecco, fermarci a riflettere un attimo non faccia mai male. Ecco. William Signani è presidente di ANP CIA Romagna, tra l'altro un incontro proprio nella sua terra. Esatto, sì, questo incontro diciamo così che è una tradizione che viene da lontano, tutti gli anni andiamo in un territorio ovviamente della regione. Quest'anno toccava la Romagna e abbiamo pensato di farlo qui alla Campazza, nel territorio ravennate. C'è una bella partecipazione, siamo contenti, se tutto fila liscio, sperando che non ritorni un'altra alluvione, può darsi che oggi sia un giorno che ridisegna, diciamo così, il risorgimento della Romagna. Noi dobbiamo avere risorse sufficienti per poter ripartire, che non sarà facile, perché tutt'altro l'avvenimento che venne in Emilia come terremoto è stato devastante, ma le produzioni agricole si salvano. Con l'alluvione invece è l'inverso, è devastante completamente tutto, sia le abitazioni ma soprattutto la produttività, e questo è un problema molto serio da affrontare nei prossimi anni e sarà dura. 75° della Costituzione, quell'articolo 45 che diede il via in qualche modo al mondo della cooperazione. Una cooperazione che per quel che riguarda il mondo agricolo è stata fondamentale e continua ad esserlo per lo sviluppo delle campagne e della produzione. Il fatto che sia un evento di pensionati ci riporta alla storia, no? Ci riporta alle nostre radici. La cooperazione, come sa, è una storia molto lunga, la prima esperienza cooperativa di lavoro nel nostro territorio del 1883, a cui sono seguite tante vicende che hanno modellato un sistema cooperativo che era talmente forte che il fascismo, per passare a Ravenna, fu costretto ad abbattere la sede della Federazione Cooperativa, e questo è. Nel dopoguerra poi, lei citava l'articolo 45, un articolo che riconosce una storia ma è programmatico, perché definisce la funzione sociale della cooperazione, perché ne stabilisce i non fini di lucro, la democrazia, gli elementi che sono costitutivi del nostro essere cooperazione. Nel dopoguerra la cooperazione ha avuto un ruolo fondamentale in questo territorio, ha contribuito a trasformare uno dei territori più poveri del nostro paese in uno dei distretti agroindustriali più forti d'Europa. In mezzo c'è tanto lavoro, c'è il sacrificio di queste persone, c'è una struttura cooperativa che ha messo a disposizione a queste persone un modo per fare insieme, per essere più forti, per essere più tutelati e per avere un ruolo importantissimo sui mercati internazionali. La cooperazione ha ancora un senso nei mercati odierni in un confronto europeo e globalizzato? Certamente cambiano i paradigmi della competizione, però sicuramente noi
noi non possiamo permetterci di non esserci, e per esserci bisogna avere strutture forti, riconosciute, capaci di stare sul mercato e capaci di collegare la produzione al mercato, come è stata la funzione storica della cooperazione. Un incontro che parte da lontano, dalle radici della Costituzione, ma non può ignorare il futuro e fare tappa sul presente, il presente con questa recente terribile alluvione. E Stefano Francia, presidente della CIA Emilia Romagna, si riusciranno a coniugare tutti questi elementi? Certamente si stanno coniugando, perché l'impegno degli agricoltori e di tutti gli abitanti delle aree rurali è stato importantissimo nei primi giorni e sta continuando un grande lavoro. Abbiamo una Romagna che è ferita in modo profondo, dalle zone alluvionate fino alle zone dove ci sono stati degli eventi franosi. Ecco allora che in un'iniziativa come questa ribadiamo l'importanza dei corpi intermedi innanzitutto, quale del resto è la nostra Confederazione, il mondo della cooperazione, come anche i livelli di governance istituzionali. Quello che abbiamo visto in questo fenomeno è che bisogna avere ben chiaro chi fa cosa sul territorio per essere celeri da una parte nei soccorsi e nell'emergenza, ma anche nella ricostruzione. Quali possono essere le aspettative del mondo agricolo romagnolo? Innanzitutto servono i risarcimenti veloci, che siano anche importanti in quantità, perché abbiamo delle aziende che non faranno più raccolto per il 2023 ma avranno delle problematiche anche nel 2024. In alcuni casi dobbiamo rifare le strutture, se pensiamo alla zootecnia, alle serre, insomma a tutte quelle aree dove con l'alluvione o con le frane hanno avuto cedimenti, fino ad arrivare alle politiche per la rimessa in sesto dell'attività imprenditoriale, quindi quelle economie che dovranno servire per rilevelare i terreni, per ripiantare frutta, vigneto, perché altrimenti gli agricoltori da soli non ce la possono fare, perché l'alluvione è l'ultima delle catastrofi che si è verificata, ma ricordiamoci che usciamo da un periodo dove le gelate hanno avuto un ruolo importante a inizio 2023, ma venivamo dalla siccità 2022. Si parla di Costituzione, si parla di cooperazione, ma si parla anche di quelli che sono i diritti o le richieste e le rivendicazioni da parte del mondo dei pensionati e del mondo dell'agricoltura. In particolare ne parliamo con Alessandro Del Carlo, presidente dell'ANP CIA nazionale. In effetti ragionare della Costituzione è importante, perché si riesce a capire che le battaglie del passato, la situazione del passato può essere attualizzata. La Costituzione ha fornito alla società una cornice di principi e di valori e ha consentito l'estensione e l'affermazione dei diritti, compreso quello della pensione, che è arrivata per gli agricoltori nel 1957. E quindi oggi, come allora, si pone e si ripropone il problema dei diritti fondamentali per gli anziani, a cominciare dagli agricoltori, e cioè una pensione dignitosa, che adesso non c'è. Infatti noi chiediamo che possa arrivare a quello che dicono i parametri europei e la legge sulla pensione di cittadinanza in Italia, cioè 780 euro al mese, che così non è. Poi chiediamo un servizio sanitario nazionale efficiente, capace di dare risposte soprattutto alla popolazione anziana, perché qui c'è il problema serio di una discriminazione di fatto, che è sociale, perché gli anziani hanno pensioni basse e spesso non ce la fanno nemmeno a curarsi e vi rinunciano, e territoriale, perché molti dei quali che abitano nelle aree interne rurali hanno difficoltà a muoversi, e perché lì i servizi non ci sono. E quindi c'è tutta una problematica che noi stiamo affrontando, perché crediamo che questa sia nell'ambito, come dire, dei diritti fondamentali delle persone, e se risolti potranno qualificare la nostra società come una società avanzata, democratica e civile. Diversamente non lo sarà. Non ci sono soltanto gli agricoltori, ci sono anche artigiani, commercianti, professionisti, insomma diversi soggetti sociali che non ricevono quanto invece hanno dato. Sull'agricoltura evidentemente c'è stata e c'è ancora una sottovalutazione importante sul ruolo economico, sociale e territoriale, diciamo, che l'agricoltura svolge. Per esempio gli ex agricoltori oggi svolgono un ruolo di presidio del territorio, di sentinelle del territorio, e questo bisognerebbe riuscire a fare delle politiche capaci di mantenere queste persone sul territorio, di valorizzare ciò che fanno e quindi essere da una parte riconoscenti, ma dall'altra anche utilizzare il ruolo sociale per poter fare un'operazione, come dire, di tutela e di difesa della società e del territorio.
1° gennaio 1948 entra in vigore, la Costituzione compie 75 anni, ma è una Costituzione che si può in qualche modo riformare, come è capitato ad esempio ad alcuni articoli, il 41 in cui è stato integrato il principio di giustizia intergenerazionale, la tutela dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile, o ammodernare in qualche modo. Lo chiediamo proprio ad un costituzionalista, il professor Ivano Artioli. Sì, la Costituzione si può riformare, è previsto da un articolo stesso quando i costituenti la scrissero, la fecero votare, non pensarono ad una cosa ferma nel tempo, pensarono a una carta importante di forti principi con la capacità di riformare, ammodernare, chiamiamolo così, alcuni articoli se erano necessari e anche crearne di nuovi. C'è un articolo ben preciso che prevede questo, è l'articolo 138 Cost, dice così. Insomma, mentre per fare una legge ordinaria serve un percorso legislativo, Camera e Senato, e poi dopo c'è la promulgazione del Presidente della Repubblica, per cambiare un articolo della Costituzione c'è Camera, Senato, poi successivamente Camera, Senato e promulgazione. Con questa pratica si pretende, si prevede la possibilità di una discussione nel Paese, appunto, nel principio che la Costituzione è una carta lunga e rigida e si cambia solo dopo un pensiero profondo e distribuito. E tra l'altro questo confermerebbe ulteriormente il principio di sovranità popolare e democrazia. E allora a questo punto termina il nostro collegamento sulle note che raccontano questa parte di regione, la Romagna. Romagna mia diventa anche un inno a questa regione ferita. State vedendo in sovraimpressione tutti i nostri riferimenti e naturalmente il nostro appuntamento si rinnova esattamente tra una settimana, sempre qui. Tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei tornare dalla mia bella al casolare. Lontan da te non si può stare. Romagna mia, grazie. In collaborazione con